Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questa seconda edizione live del nostro audio video giornale con gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo con le notizie dedicate al Covid in regione per fare un po' il punto della situazione. Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.184 test sono state riscontrate 68 positività, 19, pari all'1,31%. Nel dettaglio, su 3.206 tamponi molecolari sono stati rilevati 59 contagi con una percentuale di positività dell'1,84%. Su 1.978 test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 9 casi pari allo 0,46%. Oggi non si registrano decessi, sono 10 le persone ricoverate in terapia intensiva, più 1 rispetto a ieri. Si tratta di una paziente vaccinata solo in prima dose, mentre scendono a 26 quelli ricoverati in cura in altri reparti. Per quanto riguarda invece il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un medico dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, mentre non risultano esserci stati contagi tra gli ospiti delle strutture residenziali per anziani né tra gli operatori. Tra i rientri dall'estero, la regione segnala il caso di una persona in arrivo dalla Macedonia del Nord. Ora cambiamo argomento e parliamo di efficientamento energetico della copertura delle scuole dell'infanzia. Il Germoglio di via Celottini e Casinis di via Tartini a Monfalcone. Abbiamo appena ricevuto via mail le dichiarazioni del sindaco Anna Maria Cisin. Le sue parole. Ieri abbiamo approvato in giunta una delibera molto importante. Abbiamo investito tante risorse in questi 5 anni per le scuola dell'infanzia, abbiamo aperto la Celottini, adesso apriremo la via delle Mandrie, manutenzioni ovunque, primarie e anche secondarie di primo grado. A breve partiranno dei lavori importanti anche nella scuola, ex scuola media Randaccio, come anche in quella Giacici. Insomma, abbiamo investito e ieri abbiamo approvato un importante intervento di efficientamento energetico sia per la scuola Celottini, siamo qui, sia per la scuola Tartini, 260.000 euro che serviranno appunto a una riqualificazione, a dare risposte sostenibili, anche però di efficientamento energetico per la stagione calore che va a iniziare adesso a settembre. È una delibera che approva un progetto di fattibilità tecnico-economica, sostituisce quello che una volta era definito il progetto preliminare. Io credo che entro la fine di quest'anno avremo tutta la progettazione e a breve poi potremo anche realizzare gli interventi che penso già a gennaio-febbraio potrebbero essere completati. Ci trasferiamo adesso a Lignano Sabbiadoro per dire che un esemplare di leopardo dell'Amur, uno dei felini più rari al mondo, è stato accolto in questi giorni al Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro. Si chiama Checco e tra i grandi felini è la specie che rischia maggiormente l'estinzione a causa soprattutto della perdita dell'habitat naturale. Andiamo a chiudere con lo sport, parliamo di Udinese. In vista dell'inizio del campionato, in cui sarà celebrato il 125 anniversario della fondazione dell'Udinese Calcio, il club ha svelato stamani il logo che sarà utilizzato a partire da domenica nella partita inaugurale contro la Juventus per tutta la stagione 2021-22. Il 30 novembre il club spegnerà 125 candeline, seconda società più antica d'Italia, fa sapere l'Udinese Calcio nella nota, confermandosi come una società blasonata e storica del calcio italiano e vantando anche un traguardo prestigioso come quello dell'interrotta militanza in Serie A da 27 stagioni consecutive.
risultato che condivide soltanto con 2 squadre romane e le 2 milanesi. Il logo richiama l'anno di fondazione, il 1896, e la classica V nera rovesciata che ha accompagnato la storia della formazione bianconera. E con questa notizia chiudiamo qui questa pagina flash del pomeriggio per quanto riguarda il live. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Scusate, come sempre, grazie per la visione e l'ascolto e alla prossima. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.